Amici sportivi, ben ritrovati da Lorenzo Tortorelli dalla terza struttura di Matera, dove tra qualche minuto scenderanno in pista compagini di casa la New Coral Matera contro l'Hockey di Trissino per la seconda giornata di campionato di Serie A femminile. Per la formazione ospite scendono in pista le ragazze allenate da mister Carlo Bertinato, con la numero 1 Sanson, numero 3 Cazzola, numero 4 Bertinato, la numero 5 Rubega, numero 6 Borgonovo, numero 7 Cailotto, numero 9 Toffanin, numero 11 Boscaro, numero 10 Rossato, numero 8 Tamiozzo. Per la formazione invece di casa, allenata da mister Valerio Antezza, le convocate per il match di quest'oggi sono la numero 24 Meneghello, la numero 9 Gaudio, numero 20 Larissa Lamacchia, numero 22 Gaudiano, numero 28 Mazzilli, numero 46 Lamacchia Luisa, vice capitano, numero 4 Tarrida, numero 27 Taccaldi, numero 7 Chicca Maniero, numero 6 La Polla, il capitano, e appunto in panchina c'è mister Antezza. Arbitrano il match il signor Gian Gregorio e l'ausilio del signor Andrisani. È tutto pronto per l'inizio di questo primo match di campionato qui giocato alla terza struttura per questa stagione sportiva. In pista due formazioni molto importanti dal punto di vista anche dell'organico, e quindi sicuramente assisteremo a una partita molto interessante e bella da vedere. È tutto pronto, sentiamo l'urlo di incoraggiamento delle ragazze materane. Vediamo che entrambi i team si accingono a prendere gli schieramenti e vedremo anche quello che ci regaleranno questi primi 25 minuti di gioco con il club di casa, che sicuramente proverà a sfruttare appieno il fattore interno e a mettere in cassaforte i primi 3 punti della stagione, anche perché le materane devono confermare tutto quanto di buono fatto lo scorso campionato. È chiaro quindi che i riflettori sono puntati su di loro, sulle ragazze di mister Valerio Antezza. Mentre la struttura materana si va riempiendo di tifosi e si parte con il Trissino in avanti, ancora Trissino col numero 8 Tamiozzo, Cazzola, braccata da Tarrida e la macchia, Taccaldi, La Polla per la macchia, ancora Tarrida, La Polla, Tarrida, La Polla, la macchia,
La Polla all'indietro, Meneghello serve la macchia, La Polla evita, o meglio cerca di andarsene in solitaria, poi viene fermata invece dal numero 8 Damiozzo, una delle più toste atlete della formazione trissinese, e ripartono le materane con Berta Tarrida. Servizio intercettato da Cazzola. C'è il fischio dell'arbitro. Si riparte con Bertinato che appoggia per Damiozzo. Avanza il Trissino, evita Taccardi, ma l'arbitro segnala una infrazione e quindi gioco fermo a 2 minuti dall'inizio del match. Punizione per il Trissino. Nulla di fatto perché è attenta la difesa materana e La Polla prova a far ripartire Berta Tarrida, viene fermata, ancora La Polla per attaccare la macchia, scusate, Damiozzo. Riparte Damiozzo, servizio con un bel tiro del numero 3 Cazzola, quindi Damiozzo serve la libera Cazzola, il cui tiro viene respinto da Meneghello. La Polla per Tarrida, La Polla attenzione, mischia nell'area del Trissino, l'arbitro fischia e interrompe il gioco. La Polla serve Berta Tarrida, servizio per La Polla che conquista la sfera e dall'illusione del gol, perché il suo pallino termina alla destra della porta difesa da Sansone, toccando la retina, quindi sembrava il pallino in fondo al sacco, invece no, quindi si resta sullo 0-0 e ancora La Polla che recupera la sfera per Tarrida, all'indietro per Taccardi, La Polla, la macchia, La Polla recupera tutto il numero 4 Bertinato e ripartono le ragazze ospiti, numero 3 Cazzola, poi c'è Damiozzo, il capitano, ancora Trissino che in questa prima parte del primo tempo sta dimostrando di essere una formazione che ha voglia di giocare, non di difendere, gioca e di cercare il gol, e come in questa situazione intercetto del numero 3 Cazzola che viene prontamente però recuperata dalla difesa materana, quindi si riparte con Berta Tarrida, Pamela La Polla, scippa il pallone il numero 4 Bertinato e non conclude Cazzola, quindi ancora un'azione materana bloccata da quella trissinese. 20:48 ancora da giocare. Respinta la conclusione da Taccardi, ancora il capitano del Trissino che scalda i guantoni di Meneghello, poi c'è lotta fra Rubega e Berta Tarrida,
alla meglio quest'ultima, la Polla, Taccardi non riesce a trovare il tiro, però recupera la sfera e viene atterrata da una giocatrice ospite, la numero 5 Rubega, ma l'arbitro lascia continuare, quindi c'è il tiro di Tamiozzo fuori dallo specchio della porta difesa da Meneghello, e quindi c'è Tarrida nuovamente che prova a impostare il gioco per le sue, chicca Maniero, Tarrida avanza, serve Pamela La Polla, Tarrida, La Polla, dall'altro lato chicca Maniero, servita però passaggio corto nuovamente per La Polla e poi a terra Maniero. Vediamo cosa decide l'arbitro, quindi punizione per la New Co Roller Matera. Chicca Maniero, servirà sicuramente Pamela La Polla. Scusate, anzi no, prova il servizio per Taccardi ma viene bloccata ed è La Polla che recupera la sfera, serve Taccardi, La Polla, Maniero, La Polla ha una prateria di fronte ma non la sfrutta, servizio per Taccardi, tiro intercettato, quindi ripartono le ragazze del Trissino. Gioco pericoloso della numero 3 Cazzola su Tarrida, 2-2 il conto dei falli. La Polla, tiro di La Polla sporcato e termina alla sinistra della porta difesa da Sanson, recupera Cazzola, Tamiozzo respinge Meneghello, ancora Trissino, ma ancora una volta viene premiata la testardaggine di Tarrida che recupera la sfera, serve Maniero, poi Taccardi evita un avversario, cerca il tiro, viene sporcato dalla difesa ospite, numero 7 del Matera Maniero. Tarrida, passaggio per Taccardi, fischio dell'arbitro e time out richiesto dalla compagine ospite. (18 ancora da giocare in questo primo tempo), 0-0 il risultato e punteggio anche, score più che altro anche uguale, identico dal punto di vista dei falli compiuti, 2-2, nessuna conclusione degna di nota da parte di entrambe le formazioni in questi primi 7 minuti giocati. E in questo esordio, se così possiamo dire, sia per l'una che per l'altra formazione nella stagione sportiva di Serie A femminile. Si riprende con il Trissino. Recupera chicca Maniero. La Polla. Taccardi.
per Berta Tarrida, sfila il pallino e si riparte con la numero 8 Tamiozzo che serve lungo per Toffanin, dietro la porta difesa da Meneghello, viene affrontata dalla Polla che per un attimo recupera il pallino, poi c'è l'arbitro che fischia un fallo, pallino conteso tra la Polla e Cazzola. La Polla avanza, servizio lungo per Maniero e il pallino è stato troppo tempo nella metà campo materana e quindi l'arbitro fischia. 17:06 ancora da giocare, c'è tantissimo tempo a disposizione per entrambe le formazioni. Tamiozzo per Cazzola, Tamiozzo, tiro di Tamiozzo, respinta da Meneghello e poi c'è la numero 7 Chicca Maniero che ha provato a servire la Polla, ma il pallino è stato intercettato da Cazzola che ha provato a servire la numero 9 Toffanini, intercettata dalla difesa materana e la Polla si riaffaccia dalle parti di Rossato, ma alla fine il pallino va all'indietro per Chicca Maniero. Gioco fermo. Numero 4 Bertinato per Cazzola, dall'altro lato Tamiozzo. Tutte le azioni o quasi partono dalla regia della Tamiozzo, dall'alto della sua esperienza, e dall'altro lato c'è la Polla, altrettanto esperta in questo campionato, e Tarrida ormai veterana della formazione materana, dietro la porta difesa da Rossato. Tarrida cerca qualche compagna, trova Taccardi ma non c'è lo spazio per tirare. Taccardi prova a evitare un avversario, la numero 3 nello specifico Cazzola, poi serve Maniero, ancora Taccardi, intercetta tutto Cazzola, attenzione per il Matera, e fortunata Meneghello perché non arriva al tiro dal numero 3 Cazzola, ma è ancora il tirissimo con Tamiozzo. Cazzola per poi Bertinato evita la Polla che invece ci mette la stecca e fa ripartire le sue, ancora la Polla attende l'arrivo di Tarrida, la serve, poi la Polla all'indietro, finta il tiro, numero 7 di Matera Maniero, tiro è bloccato da Rossato. 14 ancora da giocare. Tamiozzo per Rubega, evita Taccardi fa ripartire le sue, la Polla, Taccardi, attenzione, girata di Taccardi dove non c'è nessuno e quindi pallino che si spreca, ma è ancora Matera con la Polla, attenzione, la Polla dietro la porta, tiro all'indietro per Maniero, tentativo di Maniero bloccato dalla difesa ospite, poi c'è il fischio dell'arbitro e quindi si ripartirà con una punizione per il trissino battuta da Tamiozzo per Cazzola. Cazzola serve il numero 9 Toffanin, braccata da Berta Tarrida, l'arbitro fischia una punizione a favore delle materane, quindi sono 3 i falli per il Trissino e 2 quelli del Matera, e c'è
nuovamente una fase di attacco del club di casa con Maniero. Servizio lungo per Pamela Lapolla. Lapolla è dietro la porta, nulla di fatto. 0-0 il punteggio, bloccato appunto su pareggio dopo 12 minuti giocati. Tarida, Lapolla, Tarida, avanza l'atleta spagnola, ormai materana acquisita. Servizio all'indietro per Lapolla, Tarida, pienamente integrata negli schemi di mister Valerio Antezza, è integrata anche qui a Matera, nella città dei Sassi. Time out questa volta chiesto proprio da Valerio Antezza, che probabilmente chiederà alle sue di essere più incisive per sfruttare a dovere e a pieno il fattore casalingo. È chiaro che per entrambe le formazioni questa è una partita d'esordio e quindi di studio, però altrettanto è importante sfruttare appieno il fattore interno per il club di casa, quindi diciamo forse Antezza sta chiedendo proprio questo alle proprie ragazze. Dicevamo che il risultato appunto è fermo sullo 0-0 dal punto di vista dei falli, partita che fino adesso è abbastanza corretta, quindi con 3 falli per quanto riguarda il club ospite e 2 per la New Coral Matera, quindi gioco lineare, pochi falli. Si riparte con il trissimo e il tentativo della numero 5 Rubega, tiro telefonato, poco pensieroso e difficile per la portiera Meneghello. Nuovo fischio dell'arbitro, nuovo stop del match e c'è kick Maniero che serve Berta Tarrino. Lapolla, Taccardi, recuperano le atlete ospiti con la numero 4 Pertinato. Riparte l'hockey trissimo, velocissima la numero 3 Cazzola, che viene però intercettata, e si riparte con Taccardi per Lapolla. Taccardi, tiro che si spegne di pochissimo alla sinistra della porta difesa da Rossanto. Ancora Trissino con Bertinato all'indietro per il capitano Tamiozzi. Bertinato, pallino respinto da Taccardi e Tarrida per la Pol. Tarrida sulla sinistra, avanza Tarrida, fischio dell'arbitro, Tarrida è a terra. Quinto fallo per il Trissino. Quinto fallo per il Trissino. Sulla sfera c'è
scusate, Chicca Maniero. Appoggio per la Polla, Tarrida. Servizio dove non c'è nessuno. È pronta alla respinta di Rossato. Tamiozzo per Bertinato. Boscaro blocca tutto il Matera, si riparte con Berta Tarrida e serve Chicca Maniero. La Polla, Taccardi all'indietro per Tarrida, avanza, ha davanti a sé Boscaro, fischio dell'arbitro. Tamiozzo, dove non c'è nessuno, riparte in Matera con Taccardi. Viene infastidita dalla numero 4 Bertinato, ma è Matera che mantiene il possesso della sfera con Tarrida che evita un avversario, nello specifico il numero 11 Boscaro. Poi su di lei viene commesso fallo e l'arbitro assegna il rigore. Si avvicina Pamela La Polla alla sfera. La Polla contro Rossato. Tiro è respinta di Rossato con il ginocchio sinistro, quindi nulla di fatto. Nulla di fatto al 15°. Nulla di fatto per la formazione materana che spreca questa ghiottissima occasione con Pamela La Polla. Quindi il punteggio resta invariato, ma è ancora Matera che si fa in avanti con un'occasione sciupata e La Polla recupera la sfera. Serve Maniero, poi La Macchia, Luisa La Macchia. 9:51 ancora da giocare. Maniero dietro per Tarrida. Tiro di La Macchia. Facile la risposta di Rossato. E nuovamente il club ospite riparte con la numero 5 Rubega che viene bloccata da Luisa La Macchia. Chicca Maniero, respinta di Rossato. Bertinato avanza Bertinato, mischia nell'area materana, sbroglia tutto Berta Tarrida che riparte e cerca questo tiro potente ma non preciso. Dall'altro lato Bertinato all'indietro per Tamiozzo. Poggio di Cazzola per Tamiozzo che prova il tiro dalla distanza, non è preciso e si riparte ancora con la Newco Roller Matera. Luisa La Macchia dall'altro lato attende l'arrivo delle sue. Poi c'è il servizio per La Polla, nuovamente per La Macchia, non prende la sfera e quindi
nuovamente Trissino che prova a imbastire l'azione d'attacco con Bertinato. Tamiozzo, lunga per Cazzola che comunque ci arriva ma viene poi bloccata da Tarrida. Chicca Maniero, la Polla, la Macchia, servizio di Maniero per la Macchia, nuovamente all'indietro per Maniero, controtempo ma c'è comunque Tarrida che ci mette una pezza, poi c'è il fischio dell'arbitro, quindi gioco nuovamente interrotto a 7:27 dalla conclusione della prima frazione. Gioco ancora fermo, intercetta tutto Maniero e prova a far ripartire le sue. Servizio per la Macchia, la Polla dietro la porta difesa da Rossato, la Polla, tiro che non impensierisce Rossato, poi c'è Tamiozzo, messa a terra, si riparte con Berta Tarrida, servizio lungo per Pamela La Polla, all'indietro nuovamente per Tarrida, cerca il tiro, viene bloccato da una difesa schierata del Trissino e quindi si riparte con le ospiti dal numero 3 Cazzola, dalla destra dietro la porta difesa da Meneghello, servizio per Tamiozzo e tiro di Toffanini senza pretese, quindi sono le materane che nuovamente ripartono con Maniero che serve la Macchia, cerca di saltare l'avversario, non ci riesce, ma pallino ancora in possesso del Matera con un tiro di Pamela La Polla, nulla di fatto. 6 minuti e 0,5 alla conclusione di questo primo tempo, una partita che fino ad ora non ha riservato tantissime emozioni perché entrambe le formazioni si stanno affrontando a viso aperto, però le conclusioni da parte delle giocatrici verso le rispettive porte non sono state degne di nota. Ricordiamo soltanto il rigore assegnato alla formazione locale e il tiro di La Polla respinto da Rossato al minuto 15°. E questa è stata sicuramente l'azione più pericolosa e degna di essere annotata sul taccuino. Dopo di ciò nulla di trascendentale. Si ritorna in pista. La Polla. Cazzola. Recupera la sfera alla 27 Taccardi.
la Polla, Maniero, la Polla evita l'avversario, cerca la conclusione, non è precisa, poi c'è il kick Maniero all'indietro per Tarrida, tiro dalla distanza, la Polla, tira la Polla, bloccata da Rossato, la Polla, Tarrida, la Polla, Maniero, Taccardi, Tarrida, dove non c'è nessuno, e ripartono le ragazze in maglia blu con Bertinato, sulla quale viene commesso fallo, quarto fallo di squadra per la New Roller Matera. Bertinato avvicina a sé Tamiozzo, servita in questo istante, cerca il tiro dalla distanza, dalla lunghissima distanza, viene bloccato e quindi c'è la ripartenza della formazione materana con la Polla, evita un avversario e serve Maniero, bloccata anch'essa, si riparte con il numero 4 Bertinato, Tamiozzo, Cazzola, proprio lei beffa Meneghello per lo 0-1 al 21esimo. Anzi, il gol è di Bertinato, quindi Trissino in vantaggio con Bertinato su assist di appunto Cazzola. Adesso per le materane partita che si fa in salita, Maniero, la Polla, Tarrida. Vedremo se la Polla e compagni riusciranno a concludere quantomeno in parità questo primo tempo. Però il Trissino vediamo che è attivo e quindi si ripropone con un tiro di Tamiozzo, fermato dalla difesa materana, cioè la Polla, Tarrida, la Polla, e serve il guantone sinistro di Rossato ad evitare l'1-1. Buona risposta per il Matera con un tiro preciso, e altrettanto importante e preciso è stato l'intervento di Rossato, che ha bloccato la saracinesca e quindi ha evitato il pareggio per il club di casa. Bertinato avanza, poi Cazzola, Tamiozzo, Cazzola, Bertinato, Cazzola, ferma tutto Taccardi, Tarrida, per la Polla, numero 9 Toffanin all'indietro per Tamiozzo, time out chiesto dal Trissino quando proprio la formazione ospite sta conducendo per 1-0 in virtù del gol messo a segno da Bertinato al minuto numero 21. Una partita tutto sommato equilibrata fino a questo momento, al di là del vantaggio ospite. Entrambe le formazioni hanno cercato il gol ma non hanno punto sin troppo
vedremo quello che sarà l'atteggiamento di La Polla e compagne in questi ultimi 2 minuti. Tarrida lungo per La Polla, all'indietro nuovamente per Tarrida, servizio per Maniero, dove non c'è nessuno. Maniero viene bloccata da Tamiozzo, ripartono le ragazze di Mister Bertinato, ma è Matera che recupera la sfera con La Polla, viene bloccata però da Cardi e quindi si riparte con un contropiede ospite comunque senza, che non ha buon fine, e quindi c'è Tarrida dall'altra parte che avanza, viene fermata, l'arbitro non vede, adesso fischia e interrompe il gioco perché è a terra Taccardi. Rebecca Taccardi si è rialzata. Tamiozzo, La Polla per Taccardi, La Polla avanza all'indietro per Taccardi, servizio intercettato da Tamiozzo che riparte e viene bloccata però da Tarrida. Veloce il contropiede materano al centro per Taccardi, fermata, e nuovamente sfera in possesso di Tamiozzo. E in questo momento l'arbitro manda fuori dalla pista la numero 5 Rubega con un cartellino blu per fallo commesso su Taccardi a 56 secondi dalla conclusione del match. Quindi Rubega, blu per fallo su Taccardi. A 1 il risultato, quindi Trissino in vantaggio qui a Matera quando mancano 56 secondi alla conclusione del primo tempo. Fuori anche Taccardi del club lucano, anche lei è fuori. Entra in pista per il club ospite la numero 9 Toffanini e anche per il club di casa numero 46 La Macchia.
ultimi secondi di questo primo tempo, con Matera in avanti alla ricerca del pareggio con Tarrida per la macchia, vice capitano, cerca il tiro intercettato da Toffanin che riparte per le sue con un tiro debole di Tamiozzo che si spegne alla destra di Meneghello. Ancora Matera con un servizio di La Macchia dove non c'è nessuno, riconquista la sfera Maniero, poi c'è la Polla, La Macchia, Maniero, Tamiozzo, e in questo istante si conclude il primo tempo con il Trissino in vantaggio per 1-0 qui a Matera, e noi ci risentiamo all'inizio del secondo tempo.
Tutto pronto per il secondo tempo tra la New Roller Matera e l'Hockey Tissino. Ricordiamo che la formazione ospite è in vantaggio qui a Matera per 1-0 in virtù del gol di Bertinato al 21esimo del primo tempo. Si riprende con la materana La Macchia che si accinge a battere l'inizio di questa seconda frazione di gioco. Ecco, si parte, Tarrina, La Polla avanza, servizio e tiro anzi dalle parti di Rossato che con il pugno respinge la sfera. Ripartono le ospiti con il capitano Tamiozzo dove non c'è nessuno. Riparte Matera con Chicca, Maniero, ma è ancora il club ospite ad andare al tiro. Buona la risposta di Meneghello. La Polla per La Macchia all'indietro dove non c'è nessuno. Si riparte con Etrissino e Cazzone per Tamiozzo. Cazzone, Tamiozzo, Bertinato, ancora per il capitano in maglia blu. La formazione, ricordiamo, allenata da Carlo Bertinato. Bertinato prova il tiro, fischio dell'arbitro e si riprende con una punizione per il club di casa. La Polla lungo per Maniero, appoggia per Tarrida. La Polla, Tarrida, La Macchia, Maniero, La Polla intercettata dalla numero 4 Bertinato, sulla quale viene commesso fallo proprio dalla Polla e salgono a 5 il conto dei falli per il club di casa. Club di casa che è ancora sotto di un gol, quindi esordio fino a questo momento non gioioso per mister Valerio Antezza e compagni. Vedremo quello che riusciranno a fare in questo secondo tempo. Si riparte con Maniero, appoggio per La Polla, Tarrida, La Polla sbaglia, o meglio viene bloccata e poi c'è lotta tra le due numero 4, da una parte Tarrida e poi Bertinato. Fallo della ragazza materana. Cazzone, Tamiozzo, La Polla, Tarrida, anzi Maniero, all'indietro per Tarrida, tiro lungo che viene poi intercettato dalla Polla. Servizio per La Macchia, Maniero, La Polla non filtra il passaggio, viene intercettato da Tamiozzo. Tamiozzo blocca tutto, kick Maniero e si riparte con Tarrida, Maniero, La Polla cerca il tiro, fuori bersaglio di poco, quindi ancora 0-1 al 21esimo, 4 giocati, 21 da giocare, 5-5 il conto dei falli. Toffanin va al tiro, l'arbitro ferma tutto, si riparte per il Matera con La Polla per La Macchia, tiro di La Macchia bloccato da Rossato. Ripartono le ospiti, troppo lungo però il pallino
per la numero 5 Rubega, e quindi la macchia, anzi la polla, riparte Tarrida, Taccardi, ancora Matera con la macchia, prova a servire Tarrida, non ci riesce, recupera Tamiozzo, servizio all'indietro per Cazzola, Tamiozzo tenta il tiro, viene bloccato da La Polla, da capitano La Polla, e quindi nuovamente Matera in avanti con Berta Tarrida. La Polla, la macchia, fallo commesso sulla macchia dalla numero 3 in maglia blu, quindi sesto fallo per il Trissimo. Cazzola, adesso La Polla si accinge a battere questa punizione, avvicina a sé Tarrida, servizio per lei, Tarrida per la macchia dove non c'è nessuno, e quindi è La Polla che recupera la sfera dietro la porta difesa da Rossato. La Polla, servizio alla ricerca di Taccardi, nulla di fatto, quindi si riparte con Cazzola, servizio per Toffanin, fermata, ancora Matera con La Polla, Taccardi, Tarrida, la macchia, servizio per La Polla che da due passi non trova l'aggancio, e quindi occasione sciupata per il Matera, ma si riparte con Tamiozzo è già dall'altro lato ma preferisce servire all'indietro la sua compagna, dialoga proprio con Bertinato. Tamiozzo, ancora lei, tiro dalla distanza, Bertinato, Tamiozzo, nuovo tiro dalla distanza con pallino che si spegne a pochissimi centimetri dal palo alla sinistra del portiere Meneghelli. La macchia, Taccardi, la macchia, Tarrida, La Polla, Tarrida, La Polla, dove non c'è nessuno ripartono le ospiti con Tamiozzo. Attenzione, occasionissima del Trissimo con Cazzola, respinta da Meneghello, ancora Cazzola, e ancora una respinta dalla difesa locale, fase d'attacco pericolosa per il Trissino a 18 minuti ancora dalla conclusione di questo primo incontro per il campionato femminile di Serie A che si gioca qui a Matera, stagione 25-26, e La Polla per Manieri, fallo su di lei non ravvisato dall'arbitro, quindi si riparte con il Trissino. Per il tiro di La Polla non pericoloso, bloccato da Rossato. Maniero, Taccardi, La Polla di nuovo per Taccardi, bloccata. Maniero, Taccardi, La Polla, La Polla serve Maniero,
La Polla, attenzione. A terra la Polla, ma l'arbitro lascia continuare, quindi si riparte con Tamiozzo dall'altro lato, velocissima, attenzione, tiro di Tamiozzo che si spegne alto sulla traversa della porta difesa da Meneghello. Arbitro, puoi andare a alla roba di coglione, che sei scandaloso, bastardo! 0-1, ancora il punteggio. 16:42 ancora da giocare, con 7 falli commessi dalle ospiti e 5 dalle materane. Ricordiamo che il Tissino appunto è in vantaggio grazie alla rete segnata da Bertinato al minuto 21esimo. Si ritorna in pista. Matera con Tarrida per la Polla, appoggio per Tarrida, Taccardi non raggiunge il pallino e quindi si riparte per la formazione ospite con Tamiozzo che serve Cazzola, evita Tarrida, non riesce a evitare la Polla, ma è ancora il Trissino in possesso di sfera con Bertinato a terra. Fallo, sesto fallo di squadra per il Matera. Tamiozzo, Rubega, Tamiozzo, tiro dalla distanza di Tamiozzo alla ricerca di qualche deviazione, ma nulla di fatto. È Bertinato che la tocca, ma poi il pallino schizza sulla copertura della tensostruttura materiale. C'è una deviazione. Cazzola per Tamiozzo. Rubega. Rubega, Bertinato, Tamiozzo, intercettata per un istante da Tarrida, poi c'è la Polla per Taccardi, Tarrida, la Polla, dietro la porta difesa da Rossato, vediamo cosa ne uscirà. Tarrida, la Polla, Maniero, Tarrida, la Polla, finta il tiro, non lo fa, poi nulla di fatto e si riparte con un ipotetico contropiede ospite, ma è ancora Tamiozzo che serve la numero 3 Cazzola, il cui tiro però è debole, quindi è facile preda del portiere materano, quindi si riparte con Tarrida, numero 4 materano, che serve Taccardi, Tarrida, Maniero per Tarrida, Taccardi, attende lo schieramento delle sue compagne. Fa ottima guardia il Trissino, quindi non è facile per il club di casa trovare degli spazi. Maniero, Tarrida, la Polla, ripartono invece le ragazze della formazione ospite con la numero 4 Bertinato che serve all'indietro Tamiozzo
il capitano onnipresente. Poi Cazzola, tiro di Cazzola, prova la deviazione, Bertinato, non ci riesce, esce Tarrida ed entra, perché la formazione materana, la macchia, il vice capitano, Taccardi, la Polla, la macchia, la Polla, non trova spazio, Taccardi, Taccardi, la Polla, Maniero, la Polla, la macchia. Niente di importante per il club di casa e quindi si riparte con Tamiozzo, tiro senza nessuna pretesa anche per lei, Cazzola, Tamiozzo, Cazzola, fischia l'arbitro, 12:38 ancora da giocare, 0-1 qui a Matera, quindi vantaggio per il club ospite in virtù del gol di Bertinato al 21esimo del primo tempo. Matera che non sta riuscendo a rispondere a questo svantaggio. Nel frattempo c'è il mister ospite Carlo Bertinato che ha chiesto time out. Anzi, scusate, c'è il mister locale Valerio Antezza che ha chiesto time out. Probabilmente ha necessità di confrontarsi con le proprie atlete per capire quello che non sta andando e per spiegare loro forse quella che deve essere la motivazione giusta per poter recuperare lo svantaggio e portare a casa un risultato positivo, visto anche appunto che si gioca sul parquet amico. La Polla in fondo per la macchia, prova a servire Taccardi, non ci riesce, ma è ancora Taccardi, la macchia, tiro di la macchia, Matera vicino al pareggio. Buona la risposta di Rossato. Tamiozzo, tiro di Tamiozzo bloccato e si riparte con Pamela alla Polla per Taccardi, bloccata anche lei, nuovamente il trissino in avanti, tensione, servizio della numero 11 Boscaro per Toffanin, non ci riesce e quindi si riparte con la Polla, tiro di la Polla bloccato dal guantone di Rossato, la Polla lungo per la macchia, la Polla, Taccardi, servizio dove non c'è nessuno ma va a prendere il pallino poi la Polla per Maniere, la macchia, Tamiozzo, occhio alla conclusione di Boscaro, nulla di fatto, pallino alto, (10:56) alla conclusione di questo primo incontro qui alla Tensostruttura di Matera per la stagione sportiva 25-26 del campionato di Serie A femminile. Tamiozzo,
Conclusione di Tamiozzo che trova la deviazione della numero 11, se non ho visto male, Boscaro, e quindi il Trissino è in vantaggio per 2-0. No, Tamiozzo, quindi Tamiozzo è l'autore del gol. Quindi al 15° Tamiozzo porta sul doppio vantaggio le sue compagne. A questo punto serve una scossa per le Materane. Vediamo Taccardi, tiro di Taccardi preciso, ma c'è la risposta di Rossato che nega la gioia del gol al Matera, e si riparte con il Trissino e con il numero 11 Boscaro che viene fermata da Maniero. Poi c'è la Polla che fa ripartire le sue con Tarrida intercettata, ancora Tarrida, la Polla, all'indietro per Tarrida, la Polla non trova l'attimo per tirare, quindi ripartono le ragazze di Mister Bertinato con Toffanin, tiro di Toffanin, fuori bersaglio. Si riparte con il Matera, la Polla, 9 minuti ancora da giocare, 0-2 per il Trissino. Maniero, la Polla, la Polla, tiro da fuori alto sulla traversa della porta difesa da Rossato. Tamiozzo, Cazzola, Tamiozzo, recupera Taccardi, attenzione, pallino che va fuori bersaglio, ancora il Trissino, Maniero, Tarrida fermata, Cazzola, Tamiozzo, Cazzola, Toffanini, la Polla, la Polla difende la sfera e serve Tarrida. Serve una risposta dalla formazione materana, niente di fatto, è nuovo recupero di Tamiozzo che va di nuovo verso la porta materana, poi decide di servire all'indietro Cazzola. Tamiozzo, Toffanini, Boscaro, braccata dalla Polla, poi c'è Tarrida, la Polla, Taccardi, la Polla, Maniero per la Polla, dietro la porta difesa da Rossato, va la Polla, tiro di la Polla, bloccato con ginocchio da Rossato, quindi ancora un'avanzata del Trissino con Tamiozzo, troppo lungo per Toffanin, quindi c'è Tarrida, c'è Berta che serve Maniero, sulla quale viene segnalato un fallo commesso su Cazzola.
partita, Mostarda l'unica. Cartellino blu per Chicca Maniero. Sei minuti e 55 alla conclusione di questo incontro. 0-2 per le ospiti in virtù del gol di Bertinato nel primo tempo e di Tamiozzo nella ripresa. Al 21esimo del primo tempo Bertinato e al 15esimo della ripresa di Tamiozzo. Risultato inatteso dalla compagine materana. Si riparte. Matera con la Polla per Tarrida. Tiro di Tarrida bloccato dal corpo del portiere ospite. Ancora Matera con la macchia dalla distanza, nulla di fatto. Cazzola. 6-26. Toffanin, Rubega, la Polla, attenzione Matera, la Polla tira ma non è precisa e quindi c'è la numero 20 del Matera, Larissa La Macchia che recupera la sfera, poi c'è la Macchia Luisa che passa all'indietro per Berta Tarrida. Ancora Matera e ancora con la Polla. Fischio dell'arbitro. 7-7 il conto dei falli. Tissino con Cazzola. Cazzola avanza, serve Toffanin che viene intercettata da Luisa La Macchia. Servizio per Pamela La Polla, fallo su di lei. Un altro cartellino sventolato, questa volta ai danni di Rubega, cartellino blu. Quindi Trissino in inferiorità numerica. Tarrida, la Polla, Tarrida, la Polla, La Macchia, la Polla, tiro di La Polla preciso ma pronta la risposta di Rossato, ancora La Polla, Taccardi, La Macchia, intercettato il suo servizio Taccardi. Adesso chiaramente il Trissino è barricato in difesa per evitare il gol del 2-1.
e il Matera dall'altro lato invece è tutto in avanti, alla ricerca invece del gol per dimezzare questo svantaggio. La Polla, Tarrida, la Polla, tiro di La Polla, guantoni di Rossano. 4-17 alla conclusione del match con Tarrida, tiro di Taccardi, nulla di fatto, ma ancora Matera. La Polla stecca, è il caso di dire numero 46, la macchia. Tarrida, assedio biancazzurro, Taccardi, niente da fare. Tarrida, tiro di Tarrida e gol! Tiro di Tarrida e deviazione vincente di Taccardi per l'1-2. Quindi 1 Matera, 2 Trissino. Vediamo e vedremo quello che riusciranno a fare le materane in questi ultimi 3 minuti e 30 con un punteggio che appunto in maniera inaspettata, chiaramente perché la formazione di casa partiva con i favori del pronostico, visto che giocava appunto tra le mura amiche, ma chiaramente il Trissino ha fino a questo momento disputato un'ottima prestazione, quindi conduce per 2-1. Chiaramente Matera non ci sta e lo sta dimostrando. Saranno quindi 3 minuti e mezzo di fuoco. Mister Antezza sta spiegando le sue quella che sarà la strategia, che potrebbe essere la strategia fondamentale per poter riacciuffare questa partita. Quindi ricapitoliamo: Bertinato ha portato in vantaggio il club ospite al 21esimo del primo tempo, poi il 2-0 di Tamiozzo, la numero 8, capitano del club trissinese, per il 2-0, e poi il gol di Taccardi pochi minuti fa per l'1-2. 3 minuti e 31 ancora da giocare, 7 falli a testa. Il risultato parla chiaro di una partita tiratissima tra due formazioni molto forti, che sicuramente saranno le protagoniste in questa nuova stagione di hockey femminile 2025-26. Riparte il match con Tarrida, Taccardi, Tarrida, servizio per la macchia, non ci arriva, e quindi Boscano, dove non c'è nessuno. C'è la numero 27, Taccardi, l'autrice del gol per la Polla. Evita Bertinato, servizio intercettato da Boscano. Tamiozzo, tiro di Tamiozzo fermato dai pattini di Taccardi. Boscano, Tamiozzo,
nulla di fatto, ma è ancora possesso di sfera per il Trissino. 2:27 alla conclusione del match. Taccardi ha davanti Boscari. Taccardi, la Polla, Berta, steccata di La Macchia e fischio dell'arbitro. Tamiozzo per Cazzola, Bertinato, La Polla, servizio per doppietta La Macchia per Taccardi che la deposita alle spalle di Rossato per il 2-2 al 24esimo. Due a 2 quindi per la formazione di casa. Pareggio ristabilito. Ottimo assist di La Macchia, Luisa La Macchia, il vice capitano per Taccardi che fa rotolare la sfera alle spalle di Rossato. 2 a 2, quindi risultato ristabilito, parità. Doppietta per la numero 27 Materana Doc, cresciuta proprio qui dal punto di vista hockeyistico. Si riparte con capitano Tamiozzo, Cazzola, Tamiozzo, quindi ottima risposta della formazione materana al doppio svantaggio e serata importante e da ricordare per Rebecca Taccardi. La Polla, il super capitano materano, La Macchia cercava il servizio di La Polla ma il pallino viene intercettato da Tamiozzo, quindi va fuori. Minuto e 08 alla conclusione del match. La Polla per Rita bloccata, quindi si riparte con Tamiozzo. Attenzione a questa avanzata del Trissino. Tamiozzo, ancora lei, La Polla ci mette una pezza e riparte. Fallo subito da La Polla. L'arbitro fa ripetere la battuta con Taccardi. La Polla, Tamiozzo respinge Tarriva. La Polla, Taccardi, fallo su di lei. Tarrida,
la Polla recupera la sfera, la Polla, attenzione, viene fermata, ancora Taccardi, la Polla, occasionissima, peccato per il Matera che viene fermata la conclusione da Rossato a 12 secondi dalla conclusione di questa partita. Attenzione a quest'altra occasione per il Trissino, bloccata da Meneghello, si riparte con Tarrida, la Polla, tiro da fuori, anzi finisce in questo momento la partita. Finisce in questo momento la partita, quindi nulla di fatto per la Macchia che aveva segnato, ma la sirena aveva già suonato, quindi termina qui 2-2 il risultato finale alla conclusione, appunto, diciamo, di un match tirato e ben giocato da entrambe le formazioni. Ricapitoliamo i gol: Bertinato per il Trissino al 21esimo del primo tempo, poi Tamiozzo al 15esimo della ripresa per lo 0-2 e poi la doppietta di Taccardi al 22esimo e al 24esimo della ripresa per il 2-2 finale. Adesso le ragazze si salutano, quindi inizia con un pareggio questa nuova stagione sportiva sia per la formazione di casa che per il Trissino, ma sicuramente questo al quale abbiamo assistito è stato un incontro molto tirato, perché la qualità delle formazioni è molto importante. Questo anche a conferma di una crescita della Serie A femminile di hockey in Italia, proprio a livello italiano. Lorenzo Tortorelli vi rimanda al prossimo appuntamento qui alla Tenson Struttura di Matera e un augurio a tutti per una buona sera e un buon sabato.